Tra le cose da offrire ai turisti c'è la famosa Villa Pisani, dalla quale è partita la 30ª edizione della Marathon, che tra l'altro lei ha seguito sia come sindaco della città metropolitana, perché era alla partenza e poi trasportato con l'elicottero e è arrivato all'arrivo. Quindi insomma lei possiamo dire che ha seguito tutta la 30ª edizione. E questa devastazione del tornado e i cittadini che aspettano di essere risarciti. Beh, allora diciamo una parola sulla Venice Marathon, è una manifestazione bella, importante, dobbiamo ringraziare tutti gli organizzatori che nei vari anni hanno tenuto botta, perché in questa città fare qualcosa è difficilissimo, per cui so che sono tante persone che hanno partecipato a vario titolo e li voglio ringraziare oggi da sindaco di Venezia, ieri lo facevo da cittadino. Credo che queste manifestazioni, lo dico a tutti, guardate, credetemi, 30 anni appunto, 30 anni di sacrifici, 30 anni di capacità, 30 anni di professionalità, 30 anni di collaborazioni con giovani, con associazioni, col territorio. Tantissimi volontari. Tantissimi volontari, siamo andati il giorno prima a vedere tutta l'organizzazione, un'organizzazione complessa. Un giorno bisogna fare una puntata sulla Venice Marathon, mi prometto di farla assieme. Certamente. Chiamiamo anche Rosa Salva e anche tanti altri organizzatori e raccontiamo il backstage della Venice Marathon, cioè tutto quello che non si vede durante la corsa. Deve essere una preparazione folle. È una preparazione folle, guardate, credetemi, quando le persone partono, in questo caso da Stra, sono 40 km, 8.000, lasciano 8.000 sacchetti con i loro indumenti. Loro prima che arrivino a San Marco li fanno arrivare tutti quanti, e non stiamo parlando che arriva il camion, perché siamo a Venezia, nell'acqua poi, arrivano, trovano quando sono all'arrivo tutti quanti numerati correttamente i loro sacchetti con i loro indumenti che hanno lasciato a Stra. Sembra una sciocchezza, ma immaginatevi che livello di organizzazione. Per cui li ringrazio.